piano strategico denominato Fonti rinnovabili ed efficienza energetica come fonte di vantaggio competitivo per le imprese e aggregazione di imprese del Veneto orientale ha l'obiettivo di individuare opportunità strategiche per le imprese operanti, soprattutto in forma aggregata, nei principali settori del Veneto orientale: manifattura, edilizia, agricoltura, turismo, mobilità, derivanti dallo sviluppo e dagli investimenti nelle fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica. Non si tratta di un piano di sviluppo territoriale, ma di una serie di analisi pre-competitive basate su un modello appositamente sviluppato per ipotetiche aziende tipo dei 5 settori considerati, che a partire dai trend nazionali e internazionali di ciascun settore e dallo studio di segnali forti e deboli di cambiamento, individuano opportunità di innovazione strategica in ottica di sostenibilità. Un ulteriore aspetto originale del lavoro è dato dallo sviluppo sinergico di possibili strategie a livello intersettoriale. Ad esempio, sinergie tra opzioni strategiche di edilizia, agricoltura e turismo, sostenibili mediante la ristrutturazione energetica delle strutture ricettive e l'installazione di fonti rinnovabili da biomasse legnose. Il risultato finale del progetto sarà un documento condiviso da parte delle principali forze imprenditoriali del territorio in una visione di lungo periodo, Veneto Orientale 2020, che oltre a presentare le opportunità individuate, allineerà i diversi soggetti verso un modello di sviluppo economico e imprenditoriale più sostenibile, che verrà quindi sottoposto all'attenzione delle istituzioni finanziarie e politiche.